Buonasera, si apre un'altra puntata di Noi i rami dell'ulivo, che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone. Oggi abbiamo il piacere di leggere con voi dalla parola di Dio, la Bibbia, Primo Re 18 dal 20 al 39. La lettura l'abbiamo lasciata a Brian. Brian, eccoci. Eccoci qua. Allora, Primo Re 18, 20, 39. Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: Fino a quando zoppicherete con i due piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Elia aggiunse al popolo: Sono rimasto solo, come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Dateci 2 giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete il nome del vostro Dio, e io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio. Tutto il popolo rispose: La proposta è buona. Elia disse ai profeti di Baal: Sceglietevi il giovenco e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Quelli presero il giovenco, lo prepararono e invocarono il nome di Baal, dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non si sentiva un alito, né una risposta. Quelli continuavano a saltare intorno all'altare che avevano eretto. Essendo già di mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: Gridate con voce più alta, perché egli è un dio, forse è sovrappensiero, oppure è indaffarato o in viaggio. Casomai fosse addormentato, si sveglierà. Gridarono a voce più forte e si fecero incisioni, secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati, ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici, ma non si sentiva alcuna voce, né una risposta, né un segno di attenzione. Elia disse a tutto il popolo: Avvicinatevi. Tutti si avvicinarono. Si sistemò di nuovo l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei discendenti di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare al Signore. Scavò intorno un canaletto, capace di contenere 2 misure di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: Riempite 4 brocche d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Ed essi lo fecero. Egli disse: Fatelo di nuovo. Ed essi ripetarono il gesto. Disse ancora: Per la terza volta. Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che sei tu il Signore Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: Il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola Amen. del Signore. Amen. Amen. Allora dobbiamo dire, no, che questo è un brano tratto dalla parola di Dio del Vecchio Testamento, quindi un momento un po' che noi possiamo vedere anche in maniera un po' estrema, no? Perché il Vecchio Testamento, se uno diciamo non ha una gran fede, può sembrare anche estremo, no, Sì. Brian? Sì, assolutamente. E vediamo che in questo momento il popolo di Israele è in un momento, diciamo, di discesa spirituale.
Infatti, cosa succede? Che Elia, che era un profeta di Dio, si trova solo e invece i profeti di Baal, che erano i profeti che avevano immesso, cioè che erano stati immessi anche in Israele, ma non andiamo a scendere troppo nei particolari, erano ben 450. E quindi vediamo come, cosa possiamo vedere? Che la corruzione del mondo, diciamo, perché comunque Israele era un mondo a sé, era penetrata anche nel popolo di Israele, che si era fatto corrompere. Quindi vediamo come anche i brani, no, che riguardano il Vecchio Testamento, che sono cose un po' lontane da noi, sono applicabili anche a oggi. Infatti noi cosa vediamo anche oggi? Secondo te, Brian, come possiamo avvicinare questa corruzione degli idoli che erano entrati in Israele a oggi? Beh, secondo me anche oggi, sorella Cristina, ci sono idoli che sono o consapevoli o inconsapevoli. I consapevoli sono quelli, diciamo, che noi, pur sapendo che il Signore è Dio, abbracciamo per paura forse, per poca fede, no? Nell'affidarsi a un Signore che può liberarti da quello che tu credi che ti dia vita. Ma purtroppo questi idoli non danno vita ma danno morte. Anche se non si dovesse vedere, magari nel mondo fisico, perché molte cose nel mondo fisico magari non si vedono, però portano a una morte spirituale, che è comunque una caduta. Esatto, No? esatto. E anche vediamo che in realtà, se noi non viviamo proprio la fede profondamente, siamo portati un po' all'andazzo di questo mondo anche senza volerlo, no? Sì. Perché poi noi vediamo che il popolo di Israele, che magari sapeva, come dicevi tu, che esisteva Dio, conosceva la parola di Dio, Sì. però non vivendo profondamente questa cosa e non avendo messo la volontà di Dio al centro della sua vita, si è fatto corrompere, si è fatto trascinare e magari anche non volendo ha finito per dare la spalla a questi idoli. E così anche in questo mondo, se noi veramente non prendiamo seriamente la fede, se noi non abbracciamo veramente Gesù Cristo, la morte di Gesù Cristo, non l'accettiamo nella nostra vita e non cominciamo a camminare veramente con Lui, inconsapevolmente cadiamo, inconsapevolmente ci facciamo attrarre da questo mondo e facciamo degli idoli nella nostra vita. Sì. E poi questi idoli, sì, qui erano Baal, che erano anche, insomma, c'erano anche delle cose un po' cruente, diciamoci la verità. Però oggi quale può essere l'idolo? Ci sono tanti idoli, il successo personale, no? Brian, tu cosa ne pensi? Ce ne sono tanti, Cristina, a partire anche dal mondo dei giovani, quello che prendo per esempio, ci sono le droghe, c'è purtroppo il sesso sperimentato fuori dal matrimonio, ci sono tante cose che possono deviare una persona dal cammino che Dio ha predestinato per quella persona. E anche cose che poi nell'apparenza non sono così, anzi hanno anche del positivo, se prese nella maniera sbagliata diventano degli idoli. Sì. Il lavoro è una cosa giusta, il Signore ci dice che dobbiamo lavorare, ma se noi lavoriamo in maniera, diciamo, solo per il nostro successo personale, facciamo del lavoro un idolo. Sì. Il denaro, che comunque è una cosa giusta perché ci serve per vivere, se noi viviamo solo per avere soldi, mettiamo i soldi davanti a tutto il resto, diventa un idolo. In poche parole, tutto quello che noi mettiamo davanti a Dio, perché la Bibbia ci insegna che il primo posto deve essere di Dio. Cosa dice il primo comandamento, Brian? Non avere altro Dio al di fuori di me. Sì. Quindi noi dobbiamo la dedizione totale solo a Dio. Questo non vuol dire che non dobbiamo rispettare gli altri, che non dobbiamo amarli, assolutamente, non facciamoci traviare da pensieri sbagliati, ma effettivamente il centro della nostra vita deve essere Dio, il primo posto deve essere quello di Dio, altrimenti
cadiamo, inconsapevolmente cadiamo. Hai detto una parola proprio importante, infatti mentre parlavi stavo pensando, cavolo, è vero, ci sono gli idoli consapevoli, quando uno gli fa comodo rimanere in quella situazione, ma dobbiamo anche essere coscienti che ci sono anche gli idoli inconsapevoli, ossia una persona che vive, che vive in un certo modo e magari questo idolo non è palesemente osservabile da fuori, ma al suo interno questa persona vive una convinzione totalmente errata. E queste sono le fortezze di cui parla la Bibbia spesso, no? Che vanno demolite. E l'unica cosa che può demolirle è il Signore, quindi è la vicinanza al Signore che può permetterci a noi di rompere queste fortezze e far sì che la sua parola penetri come un flusso di acqua viva nelle nostre anime. Certo, perché solo il Signore può darci la vera vita. Esatto. La vita, solo il Signore può portare saggezza a questo mondo. Esatto. Quando questo mondo non mette Dio al primo posto, purtroppo cosa succede? Succede quello che è successo nel Vecchio Testamento, che abbiamo letto oggi, che c'erano questi profeti di Baal che facevano veramente delle cose indicibili. Sì. E oggi cosa possiamo dire? Che il mondo va come va, gli innocenti passano per colpevoli, i colpevoli passano per innocenti. Vediamo come tutto, e questo da che cosa è derivato? Dalla lontananza da Dio. Dobbiamo avvicinarci a Dio. Ma torniamo al nostro brano. Sì. Cosa dice qui Brian, questo è il nostro brano? Cosa dice? Che Elia a un certo punto prende coraggio, esatto, e lancia una sfida ai profeti di Baal. E quindi per essere cristiani ci vuole coraggio. Dobbiamo avere il coraggio verso gli altri e anche verso noi stessi, perché bisogna avere il coraggio di ammettere le nostre colpe e la nostra incapacità, perché purtroppo noi siamo presuntuosi, noi pensiamo di arrivare dappertutto, noi pensiamo di sapere tutto, e certo il Signore ci ha dato un sacco di talenti, tanto è vero che noi siamo fatti a immagine di Dio e quindi assolutamente siamo più che rispettabili, ma non dobbiamo metterci al di sopra di Dio, dobbiamo fare delle scelte. Esatto. Qui si parla di Baal che mette un toro sull'altare, quindi dice il toro che prenderà fuoco senza che vi venga immesso del fuoco sarà il toro del vero Dio. Ma noi così parlando così del mondo di oggi, è vero, il Signore lo possiamo anche mettere alla prova, non è che non lo possiamo mettere alla prova, però qui si parla proprio di una scelta, di una scelta. Noi dobbiamo scegliere di essere vicini a Dio, scegliere di rinunciare a delle cose, scegliere di scremare la nostra vita e anche di abbassare il nostro ego, riconoscendo che abbiamo bisogno di Dio e grazie che di Dio ha provveduto a noi, perché il Signore ha mandato il suo figliolo Gesù a morire per i nostri peccati. Nel momento in cui noi abbiamo l'umiltà di renderci conto che non siamo capaci e che abbiamo sbagliato, possiamo chiedere perdono a Dio e Dio ci salverà, ci porterà alla salvezza, perché la salvezza non è altro che il cammino di questa vita che poi continuerà nell'altra vita, ma la vita eterna, Brian, dobbiamo ricordarcelo, tante volte noi non abbiamo questa visione, comincia qua, comincia nel momento stesso in cui noi ci confessiamo come peccatori, accettiamo Gesù nella nostra vita, la vita eterna comincia qua, perché è da qua che noi possiamo avere un vero contatto con Dio, perché è scritto che non esiste, che Gesù è l'unico intercessore tra Dio e l'uomo. Quindi nel momento in cui noi riconosciamo il nostro peccato, cominciamo questa vita eterna e quindi Dio può entrare nella nostra vita. Infatti, sai cosa, sorella Cristina? Mi viene in mente, se non sbaglio, correggetemi se non sbaglio, Pietro quando diceva Signore, ma da chi altro posso andare io se tu sei l'unico che ha parole di vita eterna? È vero, ci sono tanti profeti di Baal, ma noi dobbiamo avere il coraggio, la forza di rivolgerci all'unico vero Dio. Veramente, grazie Signore che ci hai mandato il tuo figliolo Gesù a morire per noi. Grazie perché un giorno abbiamo avuto anche l'umiltà, possiamo dire noi abbiamo avuto questa umiltà e
vogliamo continuare in questo cammino, perché Esatto. comunque è un cammino. Esatto. E così anche a coloro che ci ascoltano, se non hanno fatto questo passo, Noi siamo noi qua. desideriamo Esatto. che voi lo fate. Vi invitiamo a farle, ecco. Sì. Ognuno colga quello che il Signore ha voluto parlargli in questo brano, e speriamo veramente che voi possiate fare una scelta, come la scelta che poi è una scelta, è stato il Signore in questo brano che si è manifestato, ma io Sì. credo che se uno veramente va davanti al Signore e Lo e cerca. veramente lo cerca Sì, con tutto sì. il cuore, il Sì. Signore si rivela. Noi siamo due testimoni di questa esatto, noi cosa, siamo due assolutamente. testimoni di questo. Assolutamente. Eccoci, così, in poche abbiamo Sì. esaurito un po' Esatto. gli argomenti. Sì. E niente, però dobbiamo ricordare Mm. ai nostri a Ascoltatori. coloro che ci ascoltano, scusate, ma insomma siamo un po' Sì. anche noi Stiamo ingranando. stiamo ingranando, siamo ancora piccoli, Esatto. diciamo, nella Esatto. trasmissione. Vi ricordiamo che la nostra funzione domenicale è Bravissimo. dalle 9 alle 11. Esatto. E quindi a questo punto cosa facciamo? Apriamo la linea di Apriamo preghiera. la linea. Se c'è qualcuno che ha piacere di chiedere una preghiera per Vabbè. un'esigenza personale o di qualcun altro. Quindi vi ripetiamo anche il numero è 351. Lento, Brian, Sì, lento, vai. perché sennò Allora, 351 779 6862. Lo ripeto, 3 piano. 5 1 7 7 9 6 8 6 2. Ecco, da qui si vede la differenza di età che abbiamo noi. Abbiamo rivelato un piccolo... Sì. Bene, apriamo la linea di preghiera. Apriamo la linea, vi aspettiamo.